Amici bellini, sto scorrendo la home di qualsiasi social per avere nuove notizie. Quello che è certo è che Inzaghi lascia, è ufficialissimo e sappiamo dove va. E in copertina ci devo mettere questa connessione strana, nuova, perché la Lilal era proprio quella interessata ad Osimhen. Cominciamo? È importante perché l'interesse della Lilal veniva prima di tutta questa, per Osimhen veniva, che rumori, vabbè. Massimo Basile, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Vi amo proprio, vi ama anche Orsolini, si parla anche di Orsolini. Dobbiamo parlare anche dei nazionali, del mondiale per club, perché non si capisce niente. Allora, spostiamoci un secondo. La situazione in Serie A. Signori, io non ce la faccio. Non sono abituato per niente. Siamo favoriti. Il Napoli, ok? Quella che doveva essere più in bilico di tutte. Conferma Conte e si va. L'Inter cambierà allenatore, adesso vediamo di capire chi potrebbe essere perché si fanno vari nomi. L'Atalanta, Gasperini se n'è andato, si continua a parlare, forse puntano su Motta, forse ancora non è sicuro. La Juventus, le ultime notizie danno di una conferma di Tudor, quindi non hanno trovato una soluzione evidentemente alternativa che possa garantire meglio di Tudor e continuano con questa. È una conferma tra tutte le squadre, così cambiano tutte, non cambia la Juve, la conferma, convince Tudor, me lo direte voi nei commenti. La Roma va su Gasperini e lo sappiamo. La Fiorentina deve sistemare, perché si era detto pure forse Sarri avevano fatto un ulteriore tentativo, ma Sarri va alla Lazio, il ritorno nostalgico della Lazio. Il Milan con Allegri, il Bologna invece conferma Italiano e il Como adesso non si sa, perché il Como doveva aver continuato, l'idea era di continuare con Fabregas, tutti quanti dicono Fabregas che fa parte anche della struttura proprio societaria del Como, perché dovrebbe lasciare eccetera eccetera, però se chiama l'Inter la situazione è diversa. Il Torino, anche lì si cambierà, Manoli così, forse si parla di Baroni che va dalla Lazio al Torino eccetera eccetera eccetera. Non è più sicuro manco probabilmente il Genoa, perché Vieira se ne sta parlando, nemmeno Nicola è più sicuro. Allora Simone Inzaghi, Fabregas in pole eccetera eccetera. La cosa assurda, il piano di Inzaghi, la presentazione, il volo a Miami e subito deve sfidare il Real Madrid, perché noi adesso dobbiamo cominciare a guardare la situazione del mondiale per club, che è una cosa stranissima, nuovissima, che dobbiamo assolutamente sistemare, guardare, osservare e analizzare, perché si vedono partite pazzesche. Ci sono squadre dell'Arabia, squadre sudamericane che si incrociano con le squadre europee. Secondo me è molto affascinante. Non ci riguarda, però ci riguarda queste squadre che si stanno riassestando, quindi tu non hai neanche tanto il tempo di metterti lì, di parlare il mercato, di riassestare una situazione di squadra con le nuovi staff eccetera eccetera. Cioè Inzaghi si potrebbero pure scontrare, non lo so, ancora devo studiarmelo il calendario del mondiale del club, ma l'esordio sarà alle 21 italiane del prossimo 18 giugno contro il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso in Florida, qua dietro, una cosa pazzesca. Chi sostituirà? Adesso si parla di Fabregas, si è parlato di Chivu e si è parlato anche di Vieira, si è parlato anche di De Zerbi, ma pare che De Zerbi abbia smentito, dice no, non mi ha cercato nessun club italiano. Perché l'allenatore 2025-2026 della Juventus sarà Antonio Conte! E quindi adesso Chivu sta al Parma, quindi si deve sbloccare, quindi stanno identificando tre allenatori che sono comunque o bloccati: Fabregas Como, Chivu Parma e Vieira Genoa, confermatissimi dalle loro società. E qua secondo me l'Inter cercherà di fare qualcosa che dia anche un segnale di forza, perché questo è il momento in cui si deve parlare del vuoto di potere, del possibile vuoto di potere. Nel momento in cui
il Milan ha dimostrato grande fragilità societaria l'anno scorso, non si è capito niente, ma mettono a terra il colpo Tare Allegri e insomma si potrà giudicare più in là, però fanno una cosa stabilita, vanno dritti e lo prendono. La Juventus invece, che ha provato a prendere Conte, che ha provato a prendere Gasperini e non ci è riuscita, ha dimostrato una certa fragilità. Adesso, visto che queste tre sono sempre le solite tre sorellastre, secondo me l'Inter vorrà dare un segnale di forza, dice: voi allenatori liberi o già occupati, perché Conte è già occupato, Gasperini era tra virgolette libero, non siete riusciti a prenderli, noi invece se chiamiamo ce li liberano e firmano per noi. Secondo me questa potrebbe essere la volontà, poi bisogna vedere se ci riescono a farlo. Varie lettere, vari comunicati eccetera eccetera che interessano il giusto onestamente a noi, ma visto che Inzaghi va là e visto che si dovrà parlare di risorse illimitate, come si parla ogni volta che si discute sull'Arabia Saudita, non solo Osimhen, si faranno nomi della qualunque della Serie A, perché ovviamente Inzaghi conosce l'ambiente, conosce la Serie A a menadito e quindi individuerà le varie pedine che si potrà portare in Arabia, che si vorrà portare in Arabia, e si è parlato, credo che un altro potrebbe essere Theo Hernandez. E in questo momento, se il Milan ha dato una botta forte a livello societario sistemando l'allenatore, intanto stanno vendendo Reinders al Manchester City e potrebbero perdere Theo Hernandez. Per quanto riguarda Leao, i rumor riguardavano il Bayern di Monaco e poi esce il discorso Modric, è un sogno, tutti quanti dicono sì, c'è l'idea, però il sogno, un po' come si diceva, è un sogno quello di De Bruyne al Napoli, un po', insomma sono schermaglie secondo me anche comunicative, perché ripeto, c'è il vuoto di potere, c'è la possibilità del vuoto di potere, se uno guarda la Serie A dice: ma chi è la squadra più forte in Serie A su cui si punta e questi sono i favoriti? E ad oggi, ragazzi, dobbiamo aspettare il mercato, non facciamoci prendere dal panico, non diamo pressione, perché sennò Conte si fa afferrare per pazzo, non diamo pressione a chi di dovere, perché serve il mercato. Non ci dimentichiamo che il Napoli un po' di difficoltà a segnare, un po' di difficoltà quando sono venute a mancare delle pedine fondamentali da sostituire per un infortunio, perché l'hai venduto, il Napoli deve fare la botta pesante quest'anno. I nomi si stanno facendo, ovviamente si sono fatti i nomi più disparati e si continueranno a fare, però adesso è anche il momento di vendere, e questo mi arrivano notizie affidabili, e quindi è il momento di vendere, perché non si può pensare poi, certo De Bruyne tu lo puoi fare, è simbolico, è svincolato, lo puoi fare quando vuoi. Adesso sapete perché mi sposto? Perché oggi è martedì, da venerdì si cominciano a guardare anche qualche partita di nazionali. Come vedete c'è l'Uruguay, Oliveira, Spagna Under 21, vediamo Rafa Marin che fine fa, non lo so se Conte ci punta l'anno prossimo, Norvegia, Italia, la Scozia di McTominay e Gilmour, e il Belgio che uno vuole guardare per Lukaku, non per altro, e non vuole guardare per De Bruyne, contro la Macedonia del Nord di Elmas. Questo avverrà venerdì, quindi sono partite molto interessanti che vanno tenute d'occhio, e se De Bruyne non ha chiuso ancora per impegni della nazionale può farlo quando vuole. Sappiamo che noi abbiamo questa finestra che si chiude il 10 giugno, ma credo che essendo svincolato può firmare quando vuole, poi lo depositi il 1 luglio. Non c'è fretta, onestamente. Perché non c'è fretta? Perché noi non siamo impegnati nel mondiale per club, e secondo me è un'altra occasione questa, oltre al dissesto generale degli allenatori in Serie A. Il non avere il mondiale per club in questo momento ti permette di organizzare meglio la preparazione, il ritiro, il mercato, far amalgamare i giocatori presto, subito, il più presto possibile, vi prego. Mostriamo la nuova maglia, fate uscire il V-film. Se facciamo tutte le cose per bene e dimostriamo al mondo, signori, questo è il momento nostro, cioè proprio mettere, proprio stabilire sulla carta
sulla carta, cioè che tu lo vuoi fare e che vuoi metterti là e che vuoi lasciarti alle spalle tutte le sorellastre possibili e immaginabili. Come? Con un grande mercato, oculato, importante, scelto, congiunto tra Manna, De Laurentiis, Conte, tutti d'accordo e tutti mentalizzati sull'obiettivo di migliorare, perché bisogna rafforzarla la squadra, possibilmente ringiovanirla un pochino, non troppo, non dobbiamo essere la squadra più giovane del campionato, perché quello si porta anche inesperienza, ma un po' di freschezza, un po' di frescura, perché poi abbiamo visto che siamo andati un po' in affanno con una competizione. Ecco, abbiamo tutte le competizioni da onorare, di conseguenza si dovranno ruotare molto di più i giocatori dovranno avere nelle gambe più di 40 partite, ne devono avere 45, 50 possibilmente, quindi guardate che occasione pazzesca. Io sono veramente molto emozionato, non sono proprio abituato a una situazione dove si prospetta la possibilità incredibile di essere quelli là che hanno più possibilità. Dirvi che siamo i favoriti dipenderà tutto da come ci muoviamo sul mercato, perché non si può fare a meno di pensare. Grecia-Slovacchia, Lobotka, per capire se tra quelli che possono andare via c'era anche Lobotka, ricordiamo Anghissà, e sono dei giocatori che hanno delle caratteristiche ben specifiche, li devi sostituire bene se saranno loro ad andare. Poi l'Italia di nuovo con la Moldavia, la Scozia, Liechtenstein, il Belgio col Galles, eccetera 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 eccetera. Diamo il in bocca al lupo a Simone Inzaghi per la sua avventura economica. Io ho letto 27 milioni all'anno, una roba senza... vabbè. Ha fatto quello che ha fatto, ho letto il comunicato dell'Inter, comunque ha portato 6 trofei, che non sono pochi, in 4 anni. Quindi è chiaro, resta il retrogusto probabilmente per quello che si è fatto nell'ultimo anno, oppure loro portano avanti anche una narrativa. Hanno regalato lo scudetto al Milan, hanno regalato 2 scudetti, avete regalato tutto voi. Bene, hanno regalato la Champions alla se vi fa più piacere così, che avete regalato voi, prendetevi le colpe di aver fatto questi regali. Per me, se io tiro le somme da esterno, secondo me ha fatto un percorso importante, un percorso che li ha portati anche a uscire da quella stagnante situazione di debito dove non potevano comprare cartellini così. Adesso pare che stanno bene, stanno meglio a livello economico. Contemporaneamente leggo anche di situazioni un po' fusche, diceva Gennaro Dauri, un po' losche, un po' grigie da valutare. Secondo me anche per questo Simone Inzaghi fa la bella pensata di cambiare un po' aria. Questo lo penso io, perché magari penso male, ma le cose che escono e che magari ci fanno sapere non sono proprio pulitissime, quindi lui cambia un po' aria, si va a fare un paio d'anni dove riempie il portafoglio, poi magari torna, magari può andare in un'altra di quelle strisciate, vediamo. Nel frattempo Osimhen pare che abbia deciso, si sia deciso, la rabbia per lui va benissimo, se gli danno i soldi che gli danno e va bene così. A lui ha dimostrato, mi dispiace per lui perché tecnicamente, fisicamente poteva fare quello che voleva nella vita, ma tutto dipende dalla testa. E se uno che è litigioso, se uno che sui social si fa prendere sempre la mano, se uno che non sa gestire bene i rapporti con la stampa, con l'altra, purtroppo la sua dimensione quella è. Non può aspirare a questo punto a squadre veramente top, che oltre a vedere le tue qualità da atleta vedono tu fuori dal campo cosa sei e cosa dimostri. È lì. Sembra quasi che sei poco. Allora, ci sono altri giocatori che pensano semplicemente alla loro carriera, al loro sport e al vivere da atleta, che sono preferiti da questi grandi club. Tant'è, amici bellini, tant'è. State tuned, perché cose succederanno, nuovi nomi si faranno. Un controllino veloce. Dice che il Napoli molla David, che va su Lucca, Kean è troppo caro, Conte non vuole titolari e si riparla di Bonni. Di Marzio ha fatto un'insalata ieri, probabilmente adesso in serale usciranno altri nomi, altre cose. Gutierrez, si continua a parlare di Gutierrez, ma secondo me a breve
sapremo della situazione di Osimhen, perché adesso loro hanno anche questa cosa del mondiale per club e la vogliono far bene, perché immagina che risonanza mediatica è giocare qua nelle Americhe, tutte le squadre che si scontrano. Secondo me ci divertiamo. Da New York, Valerio Fruito è tutto. Un abbraccio e vi bacio e vi chiedo di lasciare i like se ne avete per il voto di potere possibile.